Rieccoci insieme. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, volevo anche affrontare il tema e la questione che è altrettanto importante, quindi questa volta partiamo dai più giovani. La situazione attuale che si sta vivendo, c'è comunque un discorso che richiama la pace, perché il 25 aprile è anche la ricerca di riacquistare una pace sociale, una pace costruttiva che possa dar vita anche a una società che poi deve riorganizzarsi per poter crescere. In questo momento qui come si contestualizza per voi? Secondo voi? Sicuramente uno dei più grandi valori che attribuiamo al 25 aprile è quello di non rimanere indifferenti davanti alle ingiustizie, davanti alle brutalità che avvengono anche spesso sotto i nostri occhi, e credo che appunto quello che stia succedendo in questo momento molto vicino a noi ne sia un esempio lampante. E a differenza di come vogliono dipingere i giovani come la generazione sdraiata, insomma disinteressati, sempre davanti al telefono, eccetera, eccetera, io credo che la risposta che abbiamo dato come studenti, appunto come generazione, sia molto forte, dalle piazze piene per chiedere la pace in Ucraina, alle raccolte beni per esempio, che sono state veramente molto sentite, tante volte proprio all'interno delle scuole stesse, che si sono fatte promotrici di queste raccolte, appunto poi legandosi alle varie attività già in corso, a proprio anche una cosa molto banale che in realtà non lo è e che forse facciamo addirittura più di tanti adulti, che è quella di cercare di informarci nella maniera più corretta e insomma neutra possibile. Cioè il fatto che tante volte la scuola, adesso parlo anche banalmente dei programmi, non ci dia gli strumenti per capire il contesto politico, geopolitico, insomma ed economico di tutte queste dinamiche, spesso ci porta invece a cercarle noi, quindi anche banalmente a usare i social in maniera intelligente, a poi usare tutti i vari canali che abbiamo di informazione per renderci partecipi in prima persona di quello che sta accadendo, cercare di capirlo, poterlo vedere con uno spirito critico. E appunto poi la risposta secondo me che abbiamo dato, mi sento appunto di fare questo ringraziamento e anche questa lode alla mia generazione, è quella appunto di non rimanere indifferente, ma invece di cercare una risposta anche nel piccolo, anche da lontano per quanto possiamo, e secondo me appunto è stata data più che bene. Perfetto, io adesso leggo quest'altro messaggio: non sono comunista né fascista, ma non sopporto più la generalizzazione che ancora oggi viene fatta a chi è di destra o di sinistra, entrambi nella storia hanno fatto crimini in luoghi diversi. Stiamo parlando del 25 aprile, si festeggia in Italia. In Italia c'è una storia che ha conosciuto un ventennio di fascista, dove sono state cancellate le libertà, la giustizia sociale, ha immiserito l'Italia, ha dichiarato guerra, come si diceva, quindi stiamo parlando dell'Italia. E quindi l'Italia ha conosciuto il fascismo, purtroppo, anzi l'abbiamo esportato. Perché in Germania, perché in Spagna, perché in molte altre realtà. Quindi e la lotta di liberazione, indubbiamente il Partito Comunista, il mondo del lavoro sono stati quelli che più si sono spesi, però ci sono state formazioni partigiane, tra virgolette, di destra, c'era il Partito Liberale. Certo, sì. Quando arrivò Togliatti da Salerno, anche la monarchia contribuì, i monarchici contribuirono alla lotta di liberazione. C'erano le forze di centro, la Democrazia Cristiana, il Partito Repubblicano. La guerra di liberazione è stato un fatto di popolo, del popolo italiano, tutto contro 20 anni di dittatura fascista che ha immiserito e ha cancellato le libertà fondamentali del nostro Paese. Quindi dobbiamo uscire da questa come dire, continua contrapposizione, ma stiamo parlando dell'Italia, della nostra storia, e credo che dovrebbe essere un valore comune riconoscerci, così come hanno fatto quelle generazioni, ripeto. Ci sono stati resistenti in tutte le forze politiche, in tutti i pensieri politici di questo Paese. Quindi ecco, credo, e poi se l'Italia è riuscita a ricostruirsi è perché appunto avere una straordinaria stagione di sviluppo, e perché quelle forze avevano un'idea di cosa doveva essere l'Italia, insomma. C'era una classe politica assolutamente di spessore e di rilievo, che hanno preso un paese distrutto, perché eravamo distrutti, perché oltre a combattere contro i nazifascisti
Cioè, avevamo gli alleati che bombardavano le città continuamente, no? Anche Padova, no? È stato distrutto anche il patrimonio storico importante, sembra che Napoli, dicevo prima, sia stata la città più bombardata d'Italia da quelli che erano gli alleati, insomma, quindi eravamo un paese distrutto. Quella generazione, quegli uomini, quelle donne hanno preso il paese distrutto e l'hanno fatto diventare un paese civile, democratico, di grande sviluppo. Abbiamo conquistato il benessere. La mia generazione, io sono nato nel 1957, in termini storici è immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma io non ho conosciuto gli stenti, i patimenti che hanno conosciuto mio padre e mia madre, che purtroppo non ci sono più. Loro hanno ricostruito il paese, hanno vissuto la guerra e hanno permesso a me di non vivere quella situazione, di studiare, di costruirmi una vita in un momento, insomma, dove la pace era assolutamente l'elemento fondamentale. Un attimo collego il messaggio che è arrivato poco fa, che così... I neofascisti violenti sono l'equivalente dei black bloc, che sono di matrice autonoma sinistroide, sono condannabili entrambi, sono da condannare entrambi. Sì, assolutamente. Tutte le forme di violenza. Sì, la violenza è da condannare, tra l'altro. Il 25 aprile quest'anno, come diceva Beatrice, non può che essere segnato anche dai fatti che stanno avvenendo, purtroppo, dove la Russia ha invaso, quindi è stato invasore, un paese sovrano che è l'Ucraina, insomma, quindi sono quelli invasi. E anche il 1° maggio, tra l'altro il 24, quindi domenica, c'è la marcia per la pace ad Assisi. Il 25 aprile appunto è segnato anche da 25 aprile per la pace, a maggior ragione, e anche il 1° maggio la festa nazionale, l'iniziativa nazionale di CGIL Gisle Will avrà luogo ad Assisi e il tema sarà la pace, perché credo che questo sia l'elemento, come dire, un valore che noi dobbiamo riaffermare. Si parla troppo di guerra, di armi, di quasi che sia inevitabile arrivare e continuare con conflitto, e non emerge invece una cultura della pace, chi si spende per la pace, a parte la figura immensa, morale di Papa Francesco, però chi lavora per la pace non si sente, insomma, deve emergere la volontà di costruire la pace. Non può essere che per risolvere un conflitto politico sui confini, su altri interessi economici, se non c'è un'intesa si arrivi alla guerra. Non dobbiamo rassegnarci a questa situazione. Tra l'altro quello che sta avvenendo ha pesanti conseguenze sociali, perché stiamo un'inflazione del 7%, per il mondo del lavoro e per i pensionati significa una mensilità in meno. Quindi occhio, insomma, attenzione, lavorare per la pace significa anche lavorare per il benessere sociale. Quando c'è la guerra tutto viene cancellato, o si sta da una parte o si sta dall'altra. Ma sembra che tra i due contendenti questa idea non ci sia. Quindi, questo è l'importante, il ruolo della comunità internazionale e soprattutto dell'Europa. È vero che Macron, il cancelliere austriaco, si sono spesi, però quello che sta avvenendo è che è un conflitto giocato tra superpotenze, Stati Uniti, Russia, Cina e India, però la vittima sacrificale è l'Europa, siamo noi. È per questo che l'Europa deve assumere con forza, deve far sentire la sua voce in maniera robusta, forte, e riuscire, per quanto è possibile, ovviamente poi sappiamo che è difficile, ma continuare, insomma, a insistere perché si arriva quanto prima al cessate il fuoco e a una situazione di pace tra... Leggiamo il messaggio che era arrivato poco fa, poi passo la parola anche in chiusura a Beatrice. Prima 45 milioni di fascisti, poi 45 milioni di partigiani, viva l'Italia. Sono battute stucchevoli.
Allora, Beatrice, pace, ma pace come proporreste voi? Perché non è così semplice, comunque in ogni caso diciamo che il Paese, a prescindere dalle volontà delle persone, della gente, in un modo o nell'altro, è schierato. È una domandona. Io credo che la priorità in questo momento, e parlo da europea, sia quello di far sentire la forza dell'Europa per quanto riguarda la salvaguardia dei cittadini e delle cittadine. Cioè deve essere la priorità che come Unione ci diamo, come Italia ci diamo, per cui corridoi umanitari, via appunto per poter trovare la serenità quanto prima possibile. E poi tanto dialogo e dialogo istituzionale, che probabilmente appunto non è stato sufficiente finora, ma che credo sia la via per una pace come si deve letteralmente, nel senso che, ripeto, una pace con la guerra mi sembra un po' un controsenso. Fomentando in qualche modo, sostenendo la guerra, perché poi di fatto in questo modo tra una cosa e l'altra la si sostiene. Vedi, è tutto da discutere anche questo, qua per un altro versante, un altro piano. Per restare proprio per chiudere con il 25 aprile, tante le manifestazioni che voi organizzate, poi vi preparerete naturalmente anche al 1° maggio, coinvolgimento dei giovani, degli anziani, c'è qualche cosa in particolare che vi sta a cuore? In questo momento storico ci sta a cuore la pace, perché come dicevo prima, come diceva anche Beatrice, insomma, quanto sta accadendo ci preoccupa molto. Ci preoccupa il fatto che ci sia quasi un pensiero unico sulla guerra, sull'inevitabilità, insomma, cioè considerare la guerra come uno strumento normale di risoluzione dei conflitti. Non può essere questo, e quindi credo che sia compito dell'Europa, che è il parte del mondo più sviluppata, che ha conosciuto, soprattutto l'Europa, parlo dell'Italia, della Germania, della Francia, della Spagna, insomma di altri paesi, che si emerga sempre con più forza la necessità di costruire la pace. La pace non è data per scontata. Poi è vero che non c'è solo il conflitto ucraino. No, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono, quindi insomma... Infatti anche concentrare tutto da una parte, forse perché è più vicino, per carità. Solo quando è vicino a noi, è anche normale questo, sia così, però ecco... se vogliamo costruire comunque un mondo... nel 99 ne avevamo uno ancora più vicino, ma non se ne parlava così tanto. Ecco. Dobbiamo chiudere. Grazie mille. Quindi la pace è lo slogan. Assolutamente. Il 25 aprile del 1° maggio. Grazie mille SPCGL, grazie agli studenti Medri rappresentati qui in studio, grazie e Udu, perché sono insieme due cose, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, di averci seguito, poi la puntata la potete naturalmente rivedere in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, grazie.